L'autonomia è all'interno del contratto di governo, fino ad ora il contratto di governo è stato rispettato in tutte le sue parti. Noi da parlamentari veneti è la cosa che stiamo aspettando con maggiore quasi ansia, direi, e quindi prima arriva, noi prima la votiamo. C'era anche il parlamentare ed ex segretario provinciale della Lega Trevigiana alla visita del ministro Di Maio nell'impianto di Contarina di Spresiano. Ed è un'esperienza che fa vedere che oltre alla buona gestione sia sociale che anche politica c'è anche il coinvolgimento della sensibilità dei cittadini che nella differenziazione hanno dimostrato di essere davvero bravi. Consapevolezza dei trevigiani ammirata dal ministro che vorrebbe esportare il modello di marca a tutta Italia partendo da una leva economica. Semplicemente permettendo alle famiglie che producono rifiuti ogni giorno di pagare una tassa dei rifiuti in base ai rifiuti prodotti. Non è la prima visita del ministro che oggi ha voluto toccare con mano l'impianto innovativo per il recupero dei pannolini. Così innovativo da essere ancora di fatto fermo perché non esistono le norme che regolano il risultato di questo riciclo. Come sempre la tecnologia corre più velocemente delle leggi e adesso è importante in un decreto con urgenza che riguarda la semplificazione delle aziende e i processi produttivi, aggiornare le leggi alla tecnologia e quindi nel decreto di mercoledì potremo finalmente sbloccare la possibilità per questi macchinari di lavorare a pieno regime e riciclare i pannolini dei nostri figli. Annuncio accolto con soddisfazione dal Presidente di Contarina. L'attesa è stata lunga, speriamo veramente che sia un parto felice. Presidente che pur puntando sul riciclo considera gli inceneritori parte importante della gestione rifiuti. Io credo che servono tanti impianti, soprattutto se vogliamo fare del rifiuto una risorsa. Comunque ho la convinzione che non tutto il rifiuto è riciclabile, c'è una parte del rifiuto che non è riciclabile e che quindi è bene che non finisca in discarica e quindi avrà bisogno di inceneritori.